Ben ritrovati cari telespettatori, sempre supportati dalla SPCGL, grande cappella dello Spimo. Questa volta noi entriamo a contatto con i Sunia, in modo particolare con Emilio Viafora. Quindi grazie di essere qua, segretario, di dedicarci del tempo. Grazie allo SPI dell'ospitalità. Perché sono una tematica molto importante. Quando parliamo con Viafora parliamo di abitazioni, di alloggi, di problematiche molto importanti che peraltro sono anche tutelate da una normativa cogente, ben significativa, dove però bisogna ancora intervenire perché la casa non è per tutti. La casa dovrebbe essere un diritto imprescindibile ma a volte inarrivabile sia per i più giovani e anche per i più anziani. È un costo allucinante e poi a volte trovarne diventa estremamente difficile, è una speculazione quasi, però si va in periodo diventa una speculazione sia per la tassazione che riceve, perché questo è un altro aspetto che fa sì che poi le locazioni costino tanto eccetera, sia per quanto riguarda poi la vendita, l'alienazione degli immobili, i prezzi esorbitanti. Allora, la casa in Costituzione, perché la proposta di questo titolo particolare? Perché vogliamo sottolineare un dato. Allora, ci sono intanto 15 paesi su 27 in Europa che hanno il diritto ad un'abitazione direttamente in Costituzione. C'è la Carta Universale dei diritti dell'uomo che dice che le persone hanno bisogno di una dimora dignitosa. Perché noi abbiamo lanciato questa petizione popolare? Perché sebbene ci siano sentenze della Corte Costituzionale, questo diritto non è sancito tra i diritti fondamentali nella Costituzione repubblicana, c'è indirettamente. Noi pensiamo invece che la condizione anche tra l'altro di civiltà della persona, di una società, ma anche la definizione del ruolo sociale di una persona, si misura anche dalla condizione abitativa. Crescono le persone che vivono non solo in una condizione di disagio abitativo, ma vivono fuori dalle abitazioni, che non hanno, possibilità e non hanno diritti esigibili. Perché vogliamo in Costituzione? È vero che la Costituzione determina un quadro, okay? Perché per esempio si dice pure in Costituzione all'articolo 1 che la Repubblica è fondata sul lavoro, certo. Ma non tutti hanno un lavoro. Perché questo spinge anche la legislazione ordinaria e soprattutto impegna il sistema istituzionale, lo Stato nelle sue articolazioni, ad avere politiche che assicurano una condizione, dignitosa per le persone, per le famiglie. Dovrebbero assicurare. Devono assicurarlo, perché questa è diventata una delle condizioni, tenuto conto, come diceva lei in premessa, dell'aumento del costo dei fitti, dell'aumento del costo delle abitazioni, è diventato uno degli elementi che tra l'altro di impoverimento delle persone. Perché se uno deve scegliere se pagare il fitto o fare la spesa, tenuto conto di quella che è la situazione, diventa un bel problema. Il secondo è che sempre di più emerge l'esigenza, aumentano quelli che vengono definiti lavoratori poveri, cioè nel senso che tu non basta solo che hai un lavoro, ma che quel lavoro deve garantirti. Non ti garantisce la possibilità di sopravvivenza, perché quando oramai viene calcolato che per il costo di un'abitazione, che sia in fitto o sia in acquisto, tu spendi oltre il 50% del tuo salario, perché poi c'è il fitto, ci sono le utenze, poi ci sono i servizi, eccetera, eccetera, diventa difficile avere una famiglia. Infatti. E dunque, la casa è famiglia, la casa è diritto a un lavoro dignitoso e la casa è un elemento di inclusione sociale, perché chi non ha una casa è un escluso, viene considerato uno scarto della società. Infatti molti giovani, prima di potersi permettere una casa proprio per se stessi, anziché condividere eccetera, in affitto, perché diventa estremamente difficile, ci mettono del tempo, oppure la ereditano, che però sì, non è neanche questo nella oramai in un mondo in cui le persone non nascono e muoiono nello stesso posto. Infatti.
Va bene, ma perché c'è molta mobilità, come sia giusto. I nostri figli hanno diritto di vivere. Sì, diciamo, non ci si può ancorare perché ho la casa lì e lì io starò, devo e devo trovare il lavoro vivere lì attorno, perché, lì attorno, e non eccetera. troppo lontano perché costa tanto la benzina e la macchina. E devo vivere proprio in quel posto, non so, ma il Veneto, per esempio, che è terra di immigrati, che E aumenterà... anche di emigrati adesso, anche di emigrazione di giovani. Allora, di immigrati nel senso che ne accoglie molti, poi ci sono quelli che scappano. E tanti. Perché non riescono a vivere Sì. in questa realtà, non hanno come si chiama, offerte professionalmente significative e via discorrendo. Ma diciamo, parliamo di quelli che si vogliono trasferire in Veneto, hanno una difficoltà fortissima e non parliamo degli immigrati, diciamo, che vengono extraeuropei, ma io parlo di quelli della mobilità anche interna allo stesso paese, e noi ci troviamo in condizioni di non poter offrire un alloggio, e molte postazioni, come lei sa meglio di me, lavorative, rimangono vuote perché non si trovano persone che vorrebbero trasferirsi e che non possono farlo. Infatti. Tant'è che, insomma, sebbene mi lascia un po' perplesso, se la stessa regione si pone il problema di copiare il modello calabrese sulla sanità per far venire medici cubani, è perché non riesce a spostare medici che vengano qui, perché anche per loro è difficile. Cioè non stiamo parlando di lavoratori solo poveri. Per esempio, uno che deve trasferirsi per venire in un ufficio pubblico, quando il salario e lo stipendio è di 1.400-1.500 euro, quando va bene, e di fitto deve pagare 600-700 euro, va bene, diventa proprio di fitto. Poi ci devi mettere le utenze, se non vivi in una città, perché se vivi in una città come Padova, come Venezia, come Verona, insomma, i prezzi sono estremamente alti. Io ho visto questo servizio sul report sulle abitazioni a Milano. Infatti quello a Milano è stato coinvolgente. 16 metri quadrati di monolocale a 750 euro. Io vorrei far pensare che cos'è una casa di 16 metri quadrati, Cioè, in cui c'è il bagno, una stanza. ci deve essere il bagno, ci deve essere il letto e ci dovrebbe essere l'angolo cottura. Cioè, non possiamo più... Ecco, in questi casi qua è impossibile pensare a una famiglia, assolutamente, cioè è tanto la sopravvivenza individuale, dormire, anche... No, tra l'altro facciamo tutta quanta una narrazione che la famiglia deve essere centrale, vorremmo che si facessero più figli. Cioè, sono tutte quante, come si chiama, petizioni di principio, perché se non hai politiche a sostegno dell'abitazione e anche dell'accessibilità all'abitazione, tutto questo diventa impossibile. È dunque inutile fare la predica, perché io conosco tante ragazze e tanti ragazzi che vorrebbero diventare padri o madri, okay? Ma che si pongono il problema: ma io che futuro assicuro ai miei figli se non sono certo di poter mantenerli, di potergli assicurare un'abitazione dignitosa? Sì, anche perché poi si parla di nuovo di garanzie del lavoro proprio, quindi avere una continuità, quindi questo è un altro aspetto. E tra l'altro, quando parliamo anche di abitazioni, c'è il problema dall'altra parte di mettere a disposizione delle abitazioni per le locazioni, e lì si pone il problema di proprietari che o non affittano proprio più oppure usano altre strade. Però a monte di tutto questo, se ne parlò anche anni e tanti anni addietro, c'è una tassazione esasperata sugli alloggi e il fatto che magari se l'inquilino non riesce a pagare, il proprietario si trova in grosse difficoltà. Ma infatti, secondo me, come giustamente sottolineava lei, la tassazione non è molto alta, perché se tu fai il fitto concordato nelle aree, soprattutto a maggiore densità abitativa, non fa parte del reddito, ma diviene una tassazione del 10%. Sul mercato libero, quello che oggi, come si chiama, ha costi elevatissimi, è del 21%. Consideriamo che la tassazione sul lavoro è di oltre il 33-40%, dunque non stiamo, cioè bisogna metterle. Il problema più serio invece è l'altro, quegli elementi di garanzia, di sicurezza, eccetera, eccetera. Qui bisogna avere una politica che si articola su più versanti. Il primo è questo: non capisco perché non bisogna costituire dei fondi di garanzia pubblici
va bene? Perché io lo so come funziona la mentalità delle persone. Se io ho da fare con un privato, insomma, me ne posso anche fregare, ma se so che c'è la pubblica amministrazione, se so che c'è lo Stato, va bene, che mi fa da garante, io sono più attento al pagamento del fitto, a meno che non è una morosità incolpevole e allora hai bisogno di un'altra misura. La seconda questione è questa, è un'educazione all'abitare, fare un'operazione di informazione, di educazione all'abitare, perché molti temono non solo il mancato pagamento del fitto, ma come viene tenuto l'appartamento. Noi sappiamo che ci sono varie culture, la casa non è, tra virgolette, noi l'abitiamo in un modo, per i giapponesi la casa sono 20 metri quadrati, per un italiano 20 metri quadrati non esistono, va bene? E per i giapponesi non c'è bisogno dell'armadio, non c'è bisogno di... Cioè, poi ci sono quelli che vengono dai paesi poveri, che sono abituati, diciamo, a un altro modo di vivere la casa, ma quelli dovrebbero essere accompagnati in un percorso di consapevolezza. Che non è così semplice, perché è un fattore culturale, è lungo ad essere recepito. Ma guardi che noi abbiamo fatto una proposta, la Regione è sorda da questo punto di vista, come è sorda su tutta quanta la questione dell'abitare, che è di questa natura. Lasciateci la possibilità, ok, di poter fare noi questa opera di formazione, del tutto gratuitamente, senza bisogno, come si chiama, ma dateci la possibilità di intercettare. Mettete le persone, cioè stimolate le persone a fare un'operazione di questo tipo. Io penso che la civiltà di un popolo si misura anche con la civiltà di assicurare un'abitazione. Certo, questo è fondamentale. Ecco, c'era un messaggio prima, vediamo se la regia me lo può rimettere un attimo in onda, che così lo leggiamo insieme. Basta case senza persone, quindi le case vuote, basta persone senza casa, ma perché gli edifici pubblici vengono venduti anziché convertiti in case? E questa è una cosa molto importante, quella che sottolinea il telespettatore. Noi abbiamo in Veneto 450.000 alloggi sfitti. Tantissimi. Abbiamo dismesso quasi il 10% del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Ma perché avviene tutto questo? Avviene per due motivi. Non si interviene sulle manutenzioni dell'edilizia residenziale pubblica. Stavo pensando proprio quello, esatto. Va bene? Non c'è una politica. Noi abbiamo proposto che l'1% del bilancio dovrebbe assicurare le manutenzioni. E poi c'è l'altro problema, le case sono sfitte per le ragioni che dicevamo prima, certo. E con un aggravante, che siccome il governo fa fatica, il governo con la complicità però delle regioni, soprattutto qui, non fa una politica sui fitti brevi, come è stato fatto a Barcellona, come si sta facendo a Parigi, come si ha tentato e sta tentando di fare la regione toscana, vabbè, che ci sia un contingentamento. E che soprattutto le case, va bene, che vengono trasformate in affitti brevi, siano fuori dai centri, perché noi stiamo svuotando i centri e noi abbiamo città d'arte in cui praticamente rimane solo il food, le persone non ci sono, gli artigiani non ci sono, va bene, e diventano città, come si chiama, solo per i turisti. Io non penso che la dimensione cittadina possa essere quella dei turisti. I turisti ci devono essere ben accolti, però sappiamo che noi dobbiamo mantenere le persone, perché se perdi le persone che ci vivono continuamente, tu perdi un sacco di attività, perdi la lavanderia, perdi il negozio di vicinato, perdi la macelleria, perdi l'artigiano che fa le piccole cose, cioè è un insieme di questioni che poi definiscono anche, siccome si parla molto di sentirsi parte della comunità, una comunità è fatta da questi intrecci, dal fatto che tu, abitando nello stesso posto, ne condividi la bellezza, ne condividi la cura, ne condividi il fatto che ti assicura servizi fruibili. La nostra proposta di legge di iniziativa popolare, che interviene su alcuni articoli della Costituzione, vuole spingere tutto il sistema paese
ad assumere questa come una delle questioni fondamentali. Prioritario. Torniamo su questi aspetti perché sono molto importanti, vanno anche compresi bene come dovrebbe essere articolata e su che cosa volete agire. Andiamo in pubblicità qualche secondo, tra poco. Allora, stiamo parlando dell'importanza delle case e soprattutto di questa proposta di legge, una petizione popolare innanzitutto. Cosa dovrebbe prevedere questa legge? Di tutela quindi delle case, di garanzia alle case ai cittadini? Allora, prevede questo, che nell'articolo 47 della Costituzione, quando si affronta il problema del risparmio, si dice il risparmio è la proprietà della casa, lo Stato garantisce il risparmio e la proprietà della casa. Noi abbiamo detto anche il godimento della casa, perché non c'è solo un problema della proprietà, c'è anche un problema di garantire l'accessibilità a questo. La seconda proposta riguarda alcuni articoli della Costituzione, uno relativo alle politiche urbane e dunque alla garanzia della bellezza, della regolazione, eccetera, eccetera, e lì non si fa riferimento a che cosa? Alla rigenerazione urbana e alla messa a disposizione di case che siano dignitosamente abitabili. La terza riguarda quando si definisce, la Costituzione definisce che la Repubblica rimuove gli elementi che impediscono alla persona di potersi realizzare come persone, come individui, che oltre al salario dignitoso, alla cosa, eccetera, eccetera, ci sia anche il fatto che garantisca l'abitazione o nel mercato privato o attraverso l'intervento pubblico, sapendo che l'Italia è il paese in Europa, cioè siamo l'ultimo paese che ha solo il 3,8%, 4% diciamo, di edilizia pubblica. Lo sa quant'è in Francia? Quant'è? 32%. Caspita. Lo sa quando è in Spagna? Il 30%. In Germania siamo al 38%. Questo che cosa assicura? Che c'è anche una calmierazione dei fitti. Certo. E non stiamo parlando tra l'altro di banlieue. Però da noi, no, assolutamente, infatti perché quello diventa un problema, esatto. Noi siamo contrari al fatto che ci siano le case solo per i poveri. Noi dobbiamo avere invece, come si chiama, un'edilizia residenziale pubblica che veda anche una promiscuità sociale, infatti, perché questa cosa qui aiuta le persone, perché non possiamo dividere le persone, anche se oramai anche perché fanno difficoltà persone che hanno 25-26 mila euro di reddito, fanno difficoltà a stare sul mercato libero, persone che hanno fino a 35 mila euro. Certo. E però sono persone che non possono avere l'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, esatto. Non riescono a trovare un'abitazione e non hanno un stipendio sufficiente all'acquisto. Dunque riguarda oramai anche il ceto medio, perché quasi sempre quando parla un sindacalista si pensa che parla solo dei lavoratori poveri, degli anziani poveri, eccetera, eccetera. Ma io parlo anche per esempio di giovani professionisti che sono all'inizio, una partita anche, IVA che non arriva, insegnanti, dipendenti pubblici, insomma. E poi c'è l'altro tema, che intervenire su questo deve significare per esempio anche una calmierazione dei prezzi degli esercizi degli immobili che vengono destinati ad esercizi pubblici. Non so lei, ma la mia esperienza è che oramai girando per le città venete, vetrine chiuse, tutte vetrine chiuse, ma perché quando chiedi 7-8 mila euro naturalmente tutte quante le attività sono destinate a fallire, e infatti le nostre città oramai sono piene di bar, giusto che ci siano, di enoteche, del food, di pizzerie e robe di questo genere. Che è l'unica cosa che sembra che andare ancora. Ma per chi va? Perché fondamentalmente tu hai trasformato le città non nel luogo della residenza dei cittadini di quella città, che abitano quella città, ma di turisti. I turisti non hanno bisogno necessariamente di avere, perché magari poi vanno all'outlet, però non è che possono andare a mangiare all'outlet, devono mangiare in città, lì dove magari alloggiano.
Infatti questo è un altro problema. C'era un altro messaggio, vediamo se riusciamo a leggerlo ancora insieme, sempre che la regia riesce a mettermelo in onda, così vediamo cosa ci scrive un telespettatore. La casa è un diritto, ditemi voi, con gli stipendi più bassi d'Europa, sacrosantemente vero, come possiamo permetterci un affitto? Siamo obbligati a trovare casa molto fuori città che costringe a fare 2 ore tra andata e ritorno per andare al lavoro, ma che vita è? Ma insomma non ha commenti, perché questo signore in 4 righe ha detto, come si chiama, la condizione che vivono centinaia di migliaia di persone. Ma infatti, ma poi le dicevo un discorso sacrosanto, se una poi, persona... oltre che la questione del lavoro, magari quel signore ha anche dei figli. Stavo pensando a questo. E siccome con la riorganizzazione che c'è stata, diciamo, dei plessi scolastici, non in tutti i paesi ci sono le scuole, e se hai un figlio di una scuola che fa una scuola superiore, una scuola media, eccetera, eccetera, a volte tu non hai il problema solo del padre o della madre che per il lavoro deve fare quella vita lì. Deve accompagnare anche i figli a scuola. Ma poi devono andare i figli, eccetera, eccetera, con grandi problemi, con grande dispendio di risorse, e questo... Gli stipendi sono bassi e li impoveriamo ancora di più. Assolutamente, e non sempre ci sono i nonni come escamotage, perché non è una cosa da dare per scontata, proprio perché il lavoro è mobile, ti dà delle opportunità in posti anche diversi. Ma c'è anche un fatto, che la scelta del nonno, il nonno è una figura importante in una famiglia, no? Io lo sono, e dunque, e sono anche felice, però deve essere una scelta. Sì, è vero. Perché anche il nonno ha diritto alla sua vita, ai suoi spazi, al suo tempo. Ha lavorato, ha fatto il padre, la madre. Poi lo so che sono felicissimi, va bene, certo. Ma questo a volte crea anche tensione nelle famiglie, perché per esempio non è sempre detto che la responsabilità genitoriale possa essere trasferita ai figli, ai nonni, perché questo deresponsabilizza poi anche i genitori, va bene, che vedendoli solo per pochissimo tempo sono più propensi, diciamo, soltanto, come è giusto, a goderne dell'affettività, ma quella funzione educativa, quella funzione anche di regola, chi gliela dà? Infatti, perché poi i nonni sono sempre adesso più anche laschi, diciamo, in qualche modo. Ma perché sono più fragili. Esatto. Sono più fragili emotivamente, no? E poi hanno anche l'imbarazzo di intervenire, perché i messaggi devono essere univoci verso i ragazzi, verso i figli. Se un genitore magari ha una pratica educativa di un certo modo e magari gli consente alcune cose, il nonno non glieli consente o viceversa, e diventa anche disorientante per Quindi il questa questione della casa sembra strano, però diventa un problema trasversale, sociale e familiare. Buongiorno Elena, questo tema delle case è molto importante, andrebbe affrontato anche con le istituzioni. Comunque grazie allo SPI per questa segnalazione. Sì, e questa qui mi dà l'opportunità di dire, io sono oramai 2 anni e mezzo che sto cercando di occuparmi di questo problema. Non abbiamo mai avuto il piacere di incontrare l'assessore regionale alla casa e al territorio. Lo trovo una cosa disdicevole. Che competenze avrebbe? Perché di solito sono i comuni poi che la competenza dello Stato. Per i comuni per quanto riguarda la tassazione, i provvedimenti, eccetera. È proprio, come si chiama, il problema abitativo, io sono uno di quelli che dico che dovrebbe essere una funzione decentrata. Le regioni hanno una grande funzione, perché fanno i piani strategici della casa, fanno la programmazione, hanno la gestione, hanno l'ADER, fa capo essenzialmente alle regioni, va bene. Possono fare quelle politiche, certo pure i comuni hanno, ma i comuni hanno minori risorse rispetto a quella regione, hanno una funzione anche di coordinamento delle singole istituzioni, perché una politica per l'abitazione, così come il Veneto policentrico, ma anche, come si chiama, di città che si allargano, hanno bisogno di un coordinamento delle amministrazioni. E dunque sarebbe importante condividere con i sindacati degli inquilini, con i sindacati delle proprietà, con le istituzioni locali, un piano generale sull'abitare che risponda anche alle esigenze di molte imprese che chiedono alla regione, che chiedono ai comuni, che chiedono a noi politiche abitative che favoriscano
il fatto che possono assicurare ai loro dipendenti un'abitazione. Assolutamente, infatti lei citava prima la realtà di Milano dove i lavoratori dipendenti di enti pubblici eccetera hanno difficoltà ad approcciare alla realtà di Milano perché Milano è carissima come affitti di immobili e invece lo stipendio quello è, che sia uguale a Reggio Calabria anziché a Milano. Quindi. Ma lo sa quante persone che sono venute a lavorare in Veneto, per esempio nella scuola, hanno chiesto di rientrare nella loro sede? Sì, lo so. Sono 1000, no, di più, sono qualcosa, non mi ricordo quante migliaia e migliaia. Ma non è che vorrebbero ritornarsene giù, io ne conosco tanta da calabrese di origine, no? Ma perché vorrebbero anche trasferire la famiglia, ma non ce la fanno economicamente. Infatti. Non ce la fanno economicamente, pensiamo ancora di più. C'è stato un esempio molto significativo da questo punto di vista. L'INPS nazionale, anche su nostra pressione, siccome voleva chiudere la sede di Feltre, trasformarla in un recapito più che in una sede decentrata, ha emesso un bando per 6 figure che avrebbero assicurato la sede INPS a Feltre. Dopo 2 mesi quei 6 se ne sono andati, perché non ce la facevano proprio. A Feltre. Cioè, non stiamo parlando del centro storico di Venezia, ma guardate che questo fenomeno oramai è diffuso. Io l'altra volta è stato denunciati 2 casi che abbiamo gestito, va bene, sulle Dolomiti, sui paesi delle Dolomiti, che la maggior parte dei quali tutto l'anno sono quasi vuote tranne pochi mesi, chiedevano 1100 euro per un mini appartamento al mese. E poi parliamo di svuotamento, certo, se non ci stanno i residenti, se diventano solo seconde case, certo che si svuotano anche i comuni, perché poi non hanno i servizi, non hanno la casa, certo, non hanno la viabilità e via discorrendo. Ma la stessa cosa avviene nelle aree, diciamo, della costa. No, assolutamente, quindi è un problema che sembra che sia così marginale, invece diventa essenziale, vitale e da cui prescinde tanti aspetti dell'esistenza. Ma perché anche quando dicono ma a Parigi la casa costa di più, a Londra costa di più, peccato che i parigini e i londinesi prendano il doppio o il triplo rispetto a pari mansioni da noi e quindi non c'è neanche da fare dei confronti, perché tante persone laureate che si trasferiscono. Il certificato che Milano oramai è più cara di Londra. Sì, di Parigi. Io se poi racconto la mia esperienza personale, per esempio per una breve vacanza a Parigi, vicino all'Arco di Trionfo, lì era un bed breakfast, vabbè, ho pagato 45 euro al giorno. Parliamo. Qui da noi non se ne parla. Per dire, è la narrazione, noi dobbiamo smetterla. Questo è un male italiano, ma qui in Veneto è portata all'eccesso, di rappresentare una regione della felicità. Non è così. No, assolutamente. E anche della sofferenza, di molta sofferenza. Ben ritrovati, ci vediamo presto, buon proseguimento.